Rieccoci, primo su Interpares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, siamo in diretta anche ovviamente come orario 22.04, minuto più, minuto meno, quindi potete mandare messaggi oppure telefonare, l'argomento è davvero molto delicato. Denis, hai qualche novità dal web, qualcosa da farci vedere? Possiamo andare con qualche novità insomma delle ultime ore, perché in giornata c'è stato un nuovo colloquio telefonico tra Biden e Netanyahu. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando come i due leader abbiano fatto il punto nel dettaglio sullo stato degli eventi a Gaza. Biden ha detto al premier israeliano di attendersi una significativa de-escalation oggi verso un cessate il fuoco. Il premier Netanyahu però ha detto di essere determinato ad andare avanti con l'operazione fino a che la calma e la sicurezza siano ristorate per i cittadini israeliani. La posizione è stata espressa dal premier al termine di una consultazione al Ministero della Sicurezza. Netanyahu ha ringraziato anche il presidente ed amico Joe Biden per il suo sostegno al diritto di Israele all'autodifesa. Bene, allora abbiamo collegato da praticamente vicino Tel Aviv, dalla Ness Ziona, la professoressa Elisabetta Moretto, professoressa di scienze archeologiche che vive praticamente in Israele, e abbiamo invece da Gerusalemme il direttore del laboratorio di analisi mediche Sandro Viterbo, che tra l'altro lui lavora in cooperazione al luogo di lavoro con i musulmani, quindi nella chiusura di centri per i ragazzi cerebralesi, quindi lavora un po' con tutti. Arriva un po' da voi, ritorniamo al ragionamento per sentire sul capo la battuta, poi se termina anche il ragionamento che stava facendo Miani, sia su quello che ha detto il capo dei servizi israeliani in questa intervista per raggiungere la pace. Volevo sentire rapidamente il pensiero di tutti voi, compreso anche dal professor Ugo Volli. Prego Miani. Io volevo ricondurre il tema proprio poi ci ritorniamo sul ragionamento che abbiamo sentito sul servizio, così poi chiudiamo quell'argomento lì, di quello che ha detto per raggiungere la pace il responsabile dei servizi segreti israeliani. Sì, io credo che per arrivare alla pace bisogna tener conto della realtà dello Stato di Israele. Lo Stato di Israele è grande come la Sicilia, no? Ci sono 9 milioni in Israele, di cui 2 sono arabi e 7 sono ebrei. Abbiamo 2 milioni a Gaza, più di altrettanto nella Cisgiordania, no? È una realtà molto piccola e molto diversificata, con realtà, come si è detto prima, molto diverse, che poi va anche al di là della dualità arabi e ebrei, ma ci sono tutte le altre comunità. Io credo che se vogliamo arrivare a una soluzione devono essere risolti, devono essere creati i presupposti. I presupposti secondo me sono sostanzialmente questi, quello che si è detto anche prima, che le popolazioni devono avere pari diritti, prima di tutto, che deve esserci un'integrazione. Adesso sono curioso di sentire Viterbo che ci parla dell'esperienza dell'ospedale, perché abbiamo visto che negli ospedali gli ebrei e i musulmani lavorano insieme. Ma terminiamo il concetto del capo dei servizi segreti, sì. Poi vengo sul tuo ragionamento, Miani, vengo sicuramente a lei, su quello che ha detto l'ex responsabile dei servizi segreti israeliani per raggiungere la pace. Fatalità pace il nome. Sì, no, dico, se abbiamo capito bene, ha detto una cosa molto importante, cioè per fare la pace ci vogliono gesti di pace che incoraggino le parti che vogliono la pace a arrivare a una conclusione. Il problema è stato che c'è stato un blocco del processo di pace dal 94 al 95 e non dimentichiamoci che questo profilo di Hamas così aggressivo e violento deriva dal fatto che Hamas vince le elezioni in Palestina nel 2006 e si accredita come classe dirigente di Gaza, espelle con la forza i militanti e le milizie di Al-Fatah, c'è una guerra fra di loro, e quindi anche l'autorità palestinese non è che, come dire, aderisca al progetto politico, che è vero quello che diceva Volli. Il progetto politico di Hamas è chiaro, di Israele non deve esistere più, ma è una utopia, perché ormai perfino il Bahrain, perfino gli Emirati Arabi Uniti, resta solo il Qatar e l'Iran e un pezzettino del Libano in mano a Hezbollah sciita, riconoscono
lo Stato di Israele. Quindi ci sono anche le premesse internazionali per riuscire a arrivare a un gesto di pace. Però, come dice il nostro come dire, esponente dell'intelligence, abbiamo capito solo tardi che facendo quello che abbiamo fatto, cioè costruendo insediamenti in Cisgiordania, abbiamo messo, come dire, in crisi il progetto politico che c'è alla base delle risoluzioni dell'ONU, che sia un'autorità, comunque risoluzioni dell'ONU che erano ragionevoli, e cioè quello di dire facciamo 2 stati, adesso, come diceva benissimo Parenzo, anche i 2 stati sembrano faticosissimi da costruire, perché se uno Stato non ha un territorio suo, su cui esercitare una sovranità piena, è difficile, e quindi, i palestinesi l'hanno capito questo. Quindi il capo dei servizi segreti ha detto: bisogna aver capito, è molto difficile, concludendo l'intervista. Ha detto una cosa vera, cioè che non c'è possibilità di fare la pace se non ci sono gesti coerenti. Salim, secondo lei, sull'intervista che abbiamo raccolto, ovviamente raccolta tramite le Iene, ovviamente, su quello che ha detto l'ex capo dei servizi segreti israeliani? Ma noi siamo per la pace. Questo l'ha già detto Salim. E quindi bisogna avere, come diceva il professore, un gesto concreto. Ma chi lo può fare questo gesto concreto? Porre fine all'occupazione militare. Vabbè, però Salim, se lo vuole fare, i palestinesi dicono che lo deve fare Israele, gli israeliani dicono che lo deve fare... palestinese, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Gerusalemme Est, Stato indipendente e libero, e la libertà dall'occupazione, e vivere insieme una convivenza pacifica con i vicini, i nostri vicini ebrei, che noi rispettiamo. Solo così possiamo raggiungere la pace. Paolo Benvenu, su quello che ha detto il capo, poi sento anche inclusioni del giro il professor Ugo Volli. Rapidamente chiedo a tutti. Io ho sentito alcune riflessioni molto profonde, anche quelle sull'origine del movimento sionista e anche sulla missione storica. Insomma, lui ha detto: i miei genitori socialisti sono venuti in questo paese per dare uno strato agli ebrei, insomma, però non per opprimere altri popoli, perché questo è il punto di differenza. Siamo venuti qua per imporre il nostro dominio su altri. E questo non è un punto secondario. Guardate che, cioè, per una popolazione che ha quella storia come hanno gli ebrei, cioè che sono stati, come dire, vittima sempre delle politiche della limpiezza del sangue ancora quando si è formato lo Stato spagnolo e poi sempre nel mondo, cioè il fatto di essere sempre considerati altro e nemici perché non erano, come dire, autoctoni o non facevano parte cioè il fatto di riprodurre, cioè io penso che questo sia un fatto gravissimo, cioè quello che è stato fatto con la legge del 2018, cioè la dichiarazione di Israele come Stato ebraico, è la stessa cosa che dice Hamas, quando dice dobbiamo come dire, eliminare lo Stato di Israele. Sono 2 estremismi identitari, speculari, che si oppongono l'uno all'altro. Cioè la destra israeliana ha la stessa faccia dell'integralismo islamista, cioè, voglio dire, nel senso che l'idea è sempre quella di imporre non riconoscere chi ha un'altra storia, un'altra cultura, un'altra religione, e considerarlo un nemico benché vada un cittadino di serie B. Un cittadino di serie B, o come ha detto giustamente Sara Parenzo prima, addirittura di serie C se abita a Gaza. Guardate che quelle parole di quella ragazza sono veramente parole importanti. Perché... Ugo Volli, rapidamente Ugo Volli. Il comunista che mi ha preceduto ha detto delle cose insensate, e le ha dette anche questo ex dei servizi segreti. Se la guerra degli arabi contro Israele è dovuta all'occupazione, perché c'è stata la guerra dal 67? Perché c'è stata la guerra del 67?
quando non c'era l'occupazione? Perché c'è stata la guerra del 56 quando non c'era l'occupazione? Perché c'è stata la guerra del 48-49 quando non c'era l'occupazione? Perché nel 21 e poi di nuovo nel 29 gli arabi hanno assalito e ucciso gli ebrei che non avevano ancora uno Stato? Spiegatemi questo. Il problema è che la pace si fa facendo la pace. Allora, questo vale anche in questo momento e per gli incidenti in questo momento. C'è un modo molto semplice per smettere gli incidenti. Basta che Hamas smetta di tirare razzi sugli ebrei. Come il modo per fare la pace più in generale non è fare dei gesti strani che non c'entrano e che fra l'altro riconosco delle realtà che non ci sono, perché sbagliate, perché a Hebron per esempio gli ebrei ci sono da 3000 anni e ci sono sempre stati, no? Quello che va fatto è smettere di assalire gli altri, smettere di tagliare la gola, smettere di rapire, smettere di buttare le bombe. Questo è quello che Sandro Viterbo, mi aiuti lei? Lei lavora praticamente in un laboratorio di analisi mediche all'ospedale di Gerusalemme e prima della pubblicità così, lei riesce ovviamente nel suo lavoro coniugarlo con i musulmani, con gli ebrei, con tant'altro. Mi racconta come vive questa sua esperienza in questo ospedale di Gerusalemme? Buonasera a tutti, intanto mi fa molto piacere essere collegato a questo programma che viene dal Veneto, che io ho lasciato da Padova, che ho lasciato più di 40 anni fa. Come è stato detto, sono biologo e lavoro in questo laboratorio di analisi in questo piccolo ospedale a Gerusalemme. Quello che mi è importante dire che noi abbiamo passato l'ultimo anno la grave crisi della pandemia del Covid e abbiamo superato insieme noi ebrei e noi con gli amici arabi, musulmani e cristiani che vivono vicino a noi in Israele. Abbiamo passato dei giorni molto difficili. Io stesso in laboratorio ho dovuto affrontare momenti molto difficili quando c'erano contagi all'interno dell'ospedale, però la cosa che mi è rimasta più impressa di questo periodo qua è il fatto che tutti i miei colleghi, compresa la collega stessa che lavora con me in laboratorio, che è una ragazza araba musulmana stretta, non posso farvi vedere le foto, però vi posso dire che è una ragazza non estremista, però molto religiosa. Abbiamo passato questo periodo tutti insieme, collaborando tutti insieme, aiutandoci uno con l'altro, sia nel campo medico, sia nel campo anche del secondo campo di cui mi occupo, della riabilitazione di bambini cerebrolesi. Vi posso dire che nei nostri centri lavorano fianco a fianco staff professionali di tutte le religioni e arrivano bambini e ragazzi di tutte le provenienze, sia dalle cittadine israeliane che sono adesso sotto i bombardamenti, sia dalle tendopoli beduine del Negev, il nostro centro di Beersheba. Lavorano insieme staff professionali musulmani, cristiani, e insieme aiutano questi bambini beduini che non avrebbero altra possibilità di essere riabilitati. Certo. Abbiamo dimostrato, è da 20 anni, è da 30 anni che la nostra associazione dimostra che è possibile fare una cosa del genere. Ma senta dottore, però visto che lei vive proprio in un ambiente dove cura tutte le parti ovviamente come giusto sia, musulmani, ebrei, cristiani, tant'altro, lei vede un futuro che potrebbe arrivare anche al di fuori dell'ospedale dove lei accudisce a tutti questi malati, la volontà di fare una pace come lei riesce a farla all'interno dell'azienda ospedaliera di Gerusalemme? Io la vedo sì, perché abbiamo dimostrato in tutti questi anni che è possibile convivere insieme, cooperare insieme e fare le cose migliori che si possono fare per migliorare sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista riabilitativo. E qua vado al secondo mio aspetto delle cose di cui mi occupo. Abbiamo dimostrato nel corso degli anni. Vi posso dare solo 2 esempi. Il ragazzo musulmano che si occupa di mio figlio al suo centro diurno non ha preso vacanza settimana scorsa, che era la festa di fine Ramadan, per rimanere al centro e aiutare i ragazzi in questo periodo così complicato dal punto di vista emotivo. Potete pensare, i ragazzi cerebrolesi vivono questo periodo ancora più difficoltà
di ragazzi normali. E la seconda cosa, quello che io ho potuto, quello che ho passato l'anno scorso, questo è il secondo Ramadan che noi passiamo con la corona e adesso con tutti questi problemi. E l'anno scorso ho avuto così tanti contatti con lo staff dell'ospedale, lo staff musulmano dell'ospedale, perché ero io che li liberavo, diciamo, dal loro diciamo, isolamento causa sospetto Perfetto. Covid. Ero io che li liberavo dandogli il risultato più in fretta possibile. Loro così potevano tornare alle famiglie e festeggiare la cena di fine Ramadan di ogni sera insieme alle famiglie e non bloccati in isolamento come erano. Per cui fermo lì che ho la pubblicità, poi vengo anche dalla Moretto, dunque rimanete tutti lì a tra poco.